Eccoci qua, ma sta succedendo una cosa incredibile. Incredibile. Mi ha chiamato Giorgia. Chi è Giorgia? La cantante. La cantante Giorgia, Sì. molto brava Sì, lei. brava, E brava. che ha detto? Ha detto, dice, siccome Sanremo non mi è andata bene. No, vabbè, dai. Non è andata andata abbastanza bene, però dice, no? sai, siccome mi piace la tua trasmissione di cucina, io credo di essere Sì? molto più simpatica di Desiree, mi potresti mettere con te Sostituire anziché lei? la Sì. Giorgia qui, Sì, viene lei? a posto tuo però. A posto mio? Sì. Dai, ma non Dai, lo so. come vorrei Ma non lo so, dai. cacciarti Non ci io. credo, non ci credo, non è Non vero. lo crede. È a lei che devo salutare. Saluto te, mia camera, che non ti abbandono mai. ragazzi, E anche te. sono E che un po' si deve dire che non stanca, saluto sono un voi, po' stanca anche tu, che sei di il mio riprenderti primo piano sempre. senza ascensore. È la camera dell'artrosi. Che devo dire, ragazzi? È ultimo, ma non Cioè, ultimo. capisci? Anita! Ultimo ma non ultimo, lo Zio Gianni. Ecco qua. Senti, ma perché sei girato lo zio Gianni? Non l'hai visto? No, veramente mi è Guarda. venuto in sogno questa notte. Sì? E mi ha detto che cosa prepari domani? Io ho detto che facevo una ricetta con i broccoli. Mi Buoni? ha detto io mi giro perché se sono broccoli, E che broccoleranno. c'entra i broccoli? Scusa, buoni i broccoli. Sì, però lo sai, quando Vanno mangi bene. i broccoli, un po' succede i giochi di fuoco. Ma che stai dicendo? Il gas, i giochi di fuoco. Sei un cretino, proprio, veramente. Guarda, me ne vado. Che ho detto? Giochi di fuoco, che ho detto? Dai, sono finiti i giochi di No, fuoco. guarda, sei veramente, guarda. Lo zio Poco Gianni elegante, devo dice dire. dietro di voi non mi cemento. Tu e lo zio Gianni, tutte e due. Perché se comincia a guerra, io che faccio? A guerra? Signora zia, No, tu e lo zio capito? Gianni Vabbè. siete proprio Allora, veramente qui, come vedi, squalificanti. io mi sono portato avanti nel lavoro che ho aiuto dei broccoli. Allora, capito? quindi quelli erano già Per cui bolliti? avremo- No, li sì, stai sto bollendo finendo. adesso. Avremo quella pasta che ho precotta, perché tu ti immagini una pasta lunga, allora la pasta con i broccoli è un piatto di pasta asciutta. Sì. E io dico, perché non in forno? Perché non in forno? Perché non in forno? Il pesto. Perché non in forno? Perché non in forno? È giusto, il e pesto? allora lo facciamo così, siccome il pesto Pesto non in si forno? scalda. Hai visto? Pesto in Lo forno. facciamo, lo facciamo. Vabbè. E allora, mentre questo va, cominciamo a preparare, Sì. il condimento della pasta con i broccoli. Devo dirti che abbiamo fatto precotta molto al dente, Quella. per questioni di tempo e sbrigarci. Va bene, allora. Per cui prendiamo un pentolame, che Eccolo. è questo di qua, accendiamo, Sì. così, andiamo di mettere dell'olio, grazie. A te. Così. Bene. Bene. Dell'alio. Dell'aglio vuoi? Alio. Qua. Alio. Stavolta non un profumo, ma ci vuole l'aglia. Ci vuole proprio l'aglio? A Catania voi lo dite ci vogliono l'aglia per i vicini. Non mi sembra di no, lo diciamo, No, no. è un termine palermitano che vuol dire Eh, ci vuole, vuole, capito? Ci vogliono l'aglia per i vicini, Bene, capito? quindi bello pezzo di aglio, tutto intero. Bello grossolano. Così grossolano. Sì. Dopodiché mi dai Dopodiché- una pinzetta. Eccola. Questa è la pinzetta. Prendiamo Le acciughe, niente che di questo, meno? Le acciughe. Allora, senti, quindi sono due rivisitazioni di due primi, Due diciamo. primi, che è la pasta di Pasta broccoli con i revenato broccoli palermitana. e pasta al E io mi pesto. sono detto perché non al Perché forno? non al forno? E l'abbiamo Ma fatta. perché al forno, scusa? Perché mi piace. Non la potevi fare la pasta con i broccoli? No, la volevo così. No. Così. Quindi broccoli in acqua per farli bollire, Esatto. olio, aglio, acciuga. Questa è la prima, Bravo. giusto? Sì. Ok. E andiamo a fare cucinare questa E facciamo meravigliosa- cucinare questa meravigliosa. Vedi, stiamo facendo diventare l'acciuga, è diventata Tipo una cremina. una politia. Una poltiglia. Non dillo in italiano, politia. Ma non è poltiglia in Politia, italiano. politia. Ma poltiglia in italiano, ma che Dai, stai tu non lo dicendo? parli l'italiano, dai, lascia Vabbè, stare. allora, tu che parli devo italiano. fare? Che vuoi? Mi dai l'uva sultanina? L'uva sultanina? Sì. Lo sai perché è sultanina? Ho però paura di... È sultano. È sultano. Di Peccialia sultano. Scemo. Vuoi vedere di nuovo? Guarda. Il collo lo fai di nuovo, lo riprendete per favore qua.
Così. Andiamo avanti, dai. Allora. Dai, me lo prendi il ragno? Ma eccolo qua. Grazie. E guarda che facciamo. Facciamo questo e andiamo a mettere il broccolo inside. Bello, broccolo, acciuga, uva sultanina. Questo lo togliamo. Il broccolo lo metti che già La è pasta- cotto, giusto? Sì, certo. Il condimento lo andiamo a fare dal broccolo già bollito. Bene, E bene. lo pestiamo così, bene. guarda. Così, così, andiamo a pestare, mescoliamo. Tu mi prendi un bel mestolo adesso, Sì, per cui facciamo questo lavoro, guarda. Questo lavoro così e gli facciamo fare questa accotturatura acculturata. in questo meraviglioso In questo modo, bene. guazzetto di sapori, un coperchio, il suo convoglio, lo Eccolo, copriamo e lo eccolo. mettiamo qui. Oh, perfetto. E lui va avanti Ci nella siamo, sua... quindi questo quanto deve andare avanti? Mezz'ora, un quarto d'ora? Sì, un quarto d'ora, 20 minuti Un quarto sicuro. d'ora, 20 Poi minuti. prendiamo un altro... Prendiamo questa Sì. e dobbiamo fare una besciamella, più o meno lo Dai. sappiamo, ma siccome Come mi tu serve la fai la facciamo. besciamella, no? La facciamo, Reparto tre del dammi burro. un cucchiaio. Sì. Tieni. Vabbè, tu le besciamelle lo vuoi fare tu, dai. La besciamella, dai, Poi allora. metà di questo burro. No, ragazzi, dai, metà di Dai, questo metà di questo burro, dai. Vai, vai, vai. Non lo Ecco. tirare, no, non troppo poco, non troppo poco, non troppo poco. Non lo tirare in alto. E sai, vai così che è meglio, va bene. Allora, questo danno, dai, dai. Dai, Poi, adesso allora, togli adesso quel facciamo burro. no, ragazzi. Ru. Il roux. Togli il burro. Uguale. Il burro l'abbiamo Prendi fatto la noi, farina. ragazzi, ve lo dico. Prendi la farina, Per voi che comprate la besciamella, presuminati della frusta. lo sapete, no? Che il burro l'abbiamo fatta in casa, che si fa con latticello. No, è il latticello che viene fuori. Si fa con latticello a un certo No, punto. il latticello viene fuori, si fa con la panna. Si fa con la panna a un certo punto, dopo che questa panna Metti praticamente... 3 cucchiai di... Stavo spiegando come si fa il burro. Vai, vai, dillo, giusto. Devo mettere? Sì, 1, 2, abbondanti. 2 e 3. e 3. Comincia a frustare. Sì, così, peccane. Brava, brava. I bordi, non ti dimenticare i bordi. I bordi. E questo è il roux, vedi, i bordi. abbiamo rovinato, Vai ragazzi. sui bordi, vai Si è sui bordi. bruciato. Non si è bruciato, il bordo, guarda, qui c'è farina. Vi sembra tutto perso? Non è così. È il roux, è Adesso, così. senza muoverti da È il qua, fondo di cottura. io ti do un po' di latte, Sì. va bene? Non disperate, Che dovrebbe ragazzi. essere bollente. È tutto a posto. Però io ti aiuto così, guarda. Guarda come ti aiuto io, dolce Si è donna. appiccicato qua, è un disastro. Guarda come ti aiuto io, guarda. Guarda, il fondo di cottura lo vedete come va? Dai, dai. Incorporare la Incorporiamo. dentatura, dai. Dai. Non veloce, incorpora. Aspetta. Dai, sta ancora. Ragazzi, comprate la besciamella. Si sta diventando cemento. Non mi devo arrendere. Adagio. Piano, piano. Fai adagio. incorporare, Con fai disinvoltura. Sì. Nulla è perduto, ragazzi. Fuorché Sembra un l'onore. mappazzone. Non è vero. non è Sembra. così. C'è una sudata, ragazzi. Non ci Vuoi il poteva cambio? andare un Vuoi il attimo. cambio? C'era Dai, facciamo quella. come nello sport, staffetta. Cambio? No. Aspetta. Allora, vai. Ormai. Cioè. Ormai che non l'ho comprata. Io lo sapevo che la dovevo portare a casa. Dai, La besciamella. Vedi? dai. Ho bisogno di me, avere di son della bisogna. Cioè, Sotto ragazzi, fuori la vicinanza. Adagio. Non tagliamo. Dai, ora ci Adesso pensiamo. bisogna- No, così vedi. ragazzi, sono stanca. Il movimento è questo, guarda. C'è una supradin, qualcosa? Mi dai il sale adesso?
tutta sudata sono, Il ragazzi. sale, un Allora, altro poco mi sa che ci va. Un altro poco di un sale, altro po' di sale? poco poco. E guarda che ti faccio adesso. Lo Prendo sapete, questo no? meraviglioso pesto, Pesto, guarda, che anche questo, e lo vado a incorporare, l'abbiamo fatto noi, certo. non è pesto acquistato, No, chiaramente. si vede la differenza, E abbiamo ragazzi. messo olio, basilico, il ghiaccio nella frullatura e una bellissima e ghiaccio. buonissima dose di Mandorle. mandorle. Ok, facciamo così. L'ho fatta io questa besciamella, lo sai, no? Esattamente, sì, sì, nessuno lo può negare. Allora, C'è qualcuno che lo può negare? no, Hai visto? Ho Hai visto. Ecco, è frutto di tanta fatica questa besciamella, perfetto. ragazzi, ve Ora, lo dico. puliamo un poco. Pulisci un po'. Vogliamo rispiegare cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il pesto all'interno della besciamella, Sì, poi andremo a condire con la pasta che è precotta. sì, Vogliamo assaggiarlo? Sì, vogliamo. è logico. Certo, Perché l'ho fatta io, ragazzi. esatto. Ho tutto un altro gusto, non è mai venuta così. Nessuno più può dire qualcosa del genere, giusto? Nessuno più. È giusto? Eh. E adesso consigli per i E consigli. che consigli? La besciamella l'ha fatta Desiree e noi vi consigliamo le consigliamo. Allora, E allora passiamo con preparare i piatti. i piatti, ci siamo. E allora, poi olio, Teglia, olio, olio, pennello, pennello, spatolecottamento. No, dopo, questo, no, lo Bisturi. spatolecottamento questo. Allora, quindi prendiamo una teglia, la Ungiamo. ungiamo. Però non la devi ungere insieme a quello, che poi dice quello l'hai ungiato insieme a quello. Prendiamo il pan grattè, ne mettiamo una dose così. Ecco, vedi? Bella. Stiamo bardando con pan grattato. Di solito si barda con cose grasse, ma noi stiamo bardando con il pan grattato. Bella. E ora procediamo CS. Dai, Cosa vuol dire? ehm, Come segue? come segue? Prendiamo questa bowl, guarda che bella. Non c'è la più grande? Mettiamo la pasta che avevamo testé precotto. Guarda cosa è diventato. Che cos'era? Ah, questo era, vi ricordate? I broccoli con l'acciuga, l'uvetta sultanina. Ecco, stretto. Com'era l'uvetta sultanina? Basta. Ok. Mischiamo in questa pasta che tu hai fatto precotta. Cos'è questa, la chitarra? Come si chiama? No, questa? no, margherita, margherita. Margherita. Tieni questo, me lo posi? Grazie. Andiamo a mescolare. No, mettilo là dietro che fa Metto meno là casino dietro? qua. Va bene. Sono stanca, ragazzi. Ecco, guarda che stiamo facendo. Bene, ungiamo il tutto. Lo ungiamo. Mi dai una pinza, una pinza, una pinza, una pinza, una pinza. Olè, La pinza. Mettiamo questo qui. Questo te lo posso regalare. dai. Facciamo così. Guarda. Bella, Una, bella. due. Metti. Guarda, tre. guarda, vedi No, questo no, pezzo no, di broccolo? no, no, lascia. Non lo vuoi mettere quello? Ma ora glielo mettiamo. Mm. Andiamo alla via così. Spostiamo questo. Ah, ho Aspetta. capito, fai uno strato. No, Guarda. ragazzi, quindi è ripiena, Guarda. salame, niente che di meno. E poi Guarda. cosa? Metti anche formaggio? Questo. Che Bel leggerezza, primo ragazzi. sale. Che bontà. Il secondo scende? L'hai sentita? Porca miseria. C'è stato un suggerimento di un No, lentinese di era bassa la lega. mia battuta questa, Sì, di sì. molto tempo fa. L'ha E il nostro sentita. regista l'ha captata subito e mi ha detto Che lui non ha capito niente, però l'ha capito ma non ha capito. Così gli diamo una pressata così. bene, Ci va un goccino un po' di olio olio, così. giusto per mantenersi. E poi questo di qua. Mamma mia, ragazzi, ma che pasta è Questa questa? di- mi dai la Raccogli marisa? con la marisa, dai, sì. Sono d'accordo. Bene, bene.
Ecco. E questa è pronta, giusto? Yes. Dobbiamo fare solo l'ultimo tocco. Cioè, Sai parmigiano? qual è? No. Tieni questa. Cos'è? Tieni questa. Pangrattato? Questo. Finiamo così, con uno Così. strato di E poi così. pangrattato e un po' d'olio. E via al forno. E via al forno. Via in forno così. E la lasciamo là. E la lasciamo là. E andiamo Adesso, a preparare l'altro primo. quella con la mia besciamella che ho Questo lo preparato mettiamo io. qua. Sì, certo, sa a dire. Chi l'ha fatta? E questa è la maniera giusta. Bella, bella, la mortadella. Bella. Qui. Eh. Qui mi appetisce, sai che cosa? Cosa ti Una appetisce? teglia rettangolare. Dai, metti la taglia rettangolare. Ah, non la prendi? No, che c'entra? Dai, sceglila tu tra la nostra vasta scelta di Ecco qua. piatti Mi dai il mestolo, e teglie. il mestolo piccolo, Oh, piccolo, certo. piccolo? Grazie. Allora, quindi, questa Andiamo. che cos'era? La Ah. pasta al pesto al forno. Pasta al pesto con besciamella. Quindi, besciamella che abbiamo Le mischiato col mandorle. pesto. Non so perché, ma a me A te. il pesto Mm, mi richiama la mortadella. Dai, sì. Perché secondo te? No, che ne no, so, no, spostala. Ci sta bene. Questa qui, Prendete questa la pasta che avevamo bacinella, pre-condito. formato vasca da bagno. Esatto. Perché ho formato vasca da bagno? Perché a noi interessa che abbia una bella Mescolare, una bella capienza capienza. e possa essere possata, capito? Mm, Perché quando le cose sono possate poi vengono meglio. vabbè, Va bene? che ha detto? Le cose possate. Ragazzi, non lo so, che ha detto, non lo so. Le cose possate. Guarda. Mescoliamo questa Il meraviglia. tutto. Così. Sì. Guarda che bella! Bene. Guarda che bella! Sono nei mercati quando vanno. Che bello lavoro, bene, che bello! Siamo in televisione, I poi di mercati, eleganza, dai. ragazzi, ma che è al mercato? Ah, scusate, guarda che bella. Allora, Dai questo. quindi, Mettiamo la prima parte della pasta, così. Tieni, grazie. questa non ci mettiamo il parmo ingrattato sotto? No. No. Così, Questa è così, più caramellosa. per come più, la vedete. più Bene, Uno. uno strato di mortadella. 3, 4, 5 e voi là. Se voi là, noi Mettila qua. questa. No? Vabbè, mettila qua. Esatto. Abbiamo Allora. della fontina fatta a cubetti Buona. e la Buona. mettiamo qua, così. Ci dosiamo questa così. Assaggia la mortadella, vedi come ti pare. Buona. No, per carità. Quindi, Non ne posso più. mortadella, questo, io me ne fontina. voglio andare da questo posto. Cioè, uno può parlare con il pubblico. Guarda che c'è qua. Ma hai cucinato tu. è una nuova ricetta. Questa qua. Così, guarda che bellezsimamente. Quindi, secondo strato, Questo qua. Ma non finisce qua. no. Che Perché facciamo? facciamo un'ultima cosa per dare. E mi fa una cortesia, come ti sembra questo mentre lo vuoi Molto assaggiare? Allora, c'è il Andiamo. tocco finale, giusto? Così. Così. Basta così. Diamo una spadellatina così. Una spalmatina. Ma il tocco finale, elegante, carino, sarà questo, guarda. Ah, le scaglie di grana. Metti sopra? No, sotto la teglia, Sotto in la modo che teglia. poi si impiccica. Ma sono domande. No. Così, casualmente. Casualmente, le mettete così, così, casualmente. così. Così e andiamo In forno. forno. Senti, quanto stanno in forno queste ricette? Quanto hai detto? Finché non si scocciano.
Quanti gradi, dai? Allora, dobbiamo fare una ventina di minuti a 200 gradi, perché tanto è tutta roba precotta che poi verrà. 20 minuti, Fantastico. 100 gradi. Ora noi diamo una pulita e poi ci vediamo, ma stavolta non si assaggia, Torniamo per cui tra poco per stavolta non si l'assaggio. assaggia. Chi non l'ha si detto? Ma assaggia. smettila, Io. va. Non si assaggia. Vabbè. E allora salutiamo il nostro pubblico e grazie di averci Pulizia seguito. splendente. E ci vediamo alla prossima. Prendi i piatti, dai, No, alla forza. prossima. Ma il pubblico aspetta questo momento per sapere se la puntata è riuscita, dai. Allora, che abbiamo fatto? Sinceramente non la sopporto. Che abbiamo fatto, ragazzi? Che piatti Dice, è c'erano? una bella donna. Non ricordo più. A parte che bella donna, però ha le doppie punte, già questo. Allora, c'era una cosa. Vado a prendere le cose. C'era vabbè. la broccoli e cosa? Come si chiama? Prendiamo quella con i broccoli. Ecco qua. Facciamo un tentativo, riesce o non riesce, di Riesce, sformarla. dai, ti prende il piatto. Vediamo. Vado io. E se non riesce è malafigura, però è Niente, ce giusto. la mangiamo lo stesso. C'è problema, allora. Chi vai. tu te la mangi lo stesso, non ci credo. Vai. O la va o la spacca, ragazzi. Oh, lo facciamo in diretta e non ripetiamo, Facciamo in diretta, vabbè, Proprio ovviamente. perché. Dai, Vai. avanti, se viene male lo tagliamo, Sì? No. Vai. Hai? È andata? Non lo so. Dammi. È andata? Mi sono bruciato. Come si è bruciato? Che- Dai. Fammi vedere, non mi sembra, eh. Non c'è. Mamma mia, raga, ma che vi ho Un po' preparato? così un po' ragazzi? perché è troppo calda, se no veniva. Ma che cosa vi ho preparato? Bello sformatone di pasta con i broccoli arriminati. Non lo so neanche io. Allora, E andiamo a prendere anche l'altra, vai che a dici? prendere anche l'altra. Andiamo a prendere anche l'altra. La che roba. Ah, che roba. Qua ci vuole una paletta, no? Eh? Un piatto, una paletta. È un aspetta. secchiello e tu ne Allora, vai a mare. qua, No, un piatto. no. No, buono un piatto. No. Una paletta. E allora, prendiamo i piatti. Stranamente non ci sono quelli Quale piccoli, vuoi? come mai? Quale vuoi? Non ci sono i piatti piccoli, come mai? Per metti una bella porzione Allora, questa generosa. di qua. Allora, Allora, io comincerei da quella lì. quella, vai. Sì, mi dai questo. Facciamo così. Ce lo portiamo più a favore. Magari non verrà un tortino perché è troppo calda, capito? Perché questi tipi di pasta si devono raffreddare e poi si vede. Dai, dai, vieni meco. Bella, bella. Ecco, il filo del telefono c'è. Qua. Porzioniamo pure quella. Una porzione pure quella, va, portiamoci avanti. Dai. Allora, E allora. la Se taglia al l'ha centro. tagliata come se fosse una fiorentina. No, l'ho Vi tagliata al rendete centro conto? perché al centro c'è il È salame. è una fiorentina, perciò lei mangia così. Io che ci vado appresso. Dimmi. Porzioniamo l'altra. Così. Madonna ragazzi, c'è un profumo di... Ai! Sai perché ho detto ai? Pesta. Allora spostiamo questa. È calda, è calda, è calda. Bravo. Grazie. Ma c'è Molto anche buona. questa da assaggiare. E questa non è finita. Ah, ho capito. Ah, c'è un pezzetto di salame, l'hai lasciato là, non è peccato. Molto buona, Molto ragazzi, buona. molto buona. Provatela a casa. Un connubio di ingredienti. Poi l'ha preparato lei, non è che... L'ha preparato lei, ha fatto la besciamella. Ora dovrà chiedere una settimana di riposo per la stanchezza di aver fatto la besciamella. Ma mi faccia il piacere. Buona. Non lo so, stiamo un altro poco, pensi che la gente possa... Molto buona. Grazie. Complimenti. Possiamo passare Allora. avanti? Passiamo avanti, ecco qua. Questa di qua. Questa è la mia ricetta. È Praticamente. la tua? Ah già, la besciamella l'hai fatta tu, è Allora, vero. guarda un po'. Non c'è bisogno di tagliarla, è pasta corta questa. Me la fai assaggiare un poco. La posso assaggiare? Mettila. Ma
Il pesto c'è, il pesto. Le mandorle, sai come si sentono? Ma perché le mandorle parlano? No, sotto la bocca. Allora come le senti? Se le senti sotto la bocca, pitala. Ai! Ah! La mortadella. Mandorle che pitano. La mandorla. Va bene, alla prossima. Vi vogliamo bene, ma un giorno io La assaggerò. fontina. Lo so. Il pesto, la besciamella fatta da me. Arrivederci, tante belle cose, non la finisce più col pio. Buona. Arrivederci. Buona. A dopo. Pasta con i cavolfiori al forno. 350 g di pasta, formato margherita, un cavolfiore, 4 filetti di acciuga, 2 cucchiai di uvetta sultanina, un cucchiaio di concentrato, uno spicchio d'aglio, mezza cipolla, olio, evo e pan grattato quanto basta per guarnire la teglia e la pasta. Pasta al pesto al forno, 400 g di mezze penne per il pesto, 100 ml di olio evo, 60 g di parmigiano, 150 g di basilico a foglie, 30 g di mandorle o pinoli, sale e pepe quanto basta, per la besciamella 500 ml di latte, 50 g di burro, 50 g di farina.